Buon anno allora, buon anno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata delle pillole di Radio Veneto di Cultura. Siamo in compagnia della dottoressa Gioia Capelli, che è direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, che è sperimentale, quindi Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Voi sapete che Veneto di Cultura ha sede a Legnaro, noi vi parliamo da Legnaro in provincia di Padova, e in questo grande polo, possiamo dire che è universitario di ricerca, dove c'è anche l'Istituto Zooprofilattico. Esatto. Quindi grazie, benvenuta, buon anno. Perché l'Istituto Zooprofilattico quest'oggi? Perché in questi giorni è arrivato, ecco, proprio nelle prime pagine delle cronache per un'attività che loro hanno fatto in relazione al Covid, ma questo ci dà il destro per ampliare i ragionamenti, ma soprattutto capire cosa fanno e quanto è importante l'attività dell'istituto, non solo per l'agricoltura, ma anche per tutti noi, ma in particolare per l'agricoltura. Allora, la notizia è che l'Istituto Zooprofilattico della Venezia, la sede di Legnaro, ha isolato il ceppo del virus. Io non so se sono preciso come terminologia, ma la dottoressa mi corrigerà, diceva, se ricordate Giovanni Paolo II, allora mi correggerà, dicevo il ceppo veneto, o comunque la variante veneta del virus Covid-19, è vero? È parzialmente vero, sì. Intanto grazie di questo invito e mi associo agli auguri di buon anno. In realtà ne abbiamo isolati ben 10 di ceppi, cioè che poi non sono isolati ma sono caratterizzati dal punto di vista genetico. Quindi significa che abbiamo una sequenza completa di tutto il genoma di questo virus. Fino ad oggi ce ne sono circa una decina di quelli che abbiamo sequenziato, però su un numero piccolo di campioni, perché per ora sono solo una cinquantina. Se voi pensate a quante migliaia di infetti abbiamo in Veneto, 50 danno una fotografia parziale della situazione. Di questi 10 ceppi, un paio sono quelli più frequenti, ma che sono quelli più frequenti, diciamo, in tutta l'Italia. Uno è il famigerato ceppo inglese, che prima di dicembre non era presente, ma che è arrivato con persone che erano state in Inghilterra, e uno sembra essere più particolare del Veneto. Non dobbiamo dare estrema importanza a queste varianti, perché per sapere qual è il loro vero ruolo nella malattia dobbiamo attendere molte più sequenze e quindi avere un quadro generale della malattia. Vi dico questo perché questi ceppi sono caratterizzati da delle mutazioni, cioè da delle diverse sequenze del virus. In pratica sono virus un po' diversi gli uni dagli altri, ma molte di queste mutazioni sono silenti, cioè non danno luogo a nessuna variazione di comportamento del virus nella popolazione. Alcune invece di queste potrebbero essere legate a delle variazioni importanti. Ad esempio, alcuni ceppi potrebbero essere più capaci di evadere la risposta immunitaria, questo è molto importante. Oppure ci sono ceppi che sembrano avere una maggior facilità ad entrare all'interno delle cellule. Allora questo sì che potrebbe dar luogo a una maggior diffusività del virus. Però per avere certezze bisogna avere una solidità scientifica maggiore. Ecco, noi non ci addentriamo oltre, No. grazie di queste spiegazioni, anche perché va detto, ecco, l'Istituto Zooprofilattico della Venezia qui con sede a Legnaro fa tante cose, ne fa delle altre, però una cosa fatemela dire, noi non è che non teniamo la mascherina, ce l'abbiamo, però per motivi così ovviamente televisivi, ma anche di ragionamento, ecco, diciamo siamo a distanza e la teniamo in mano, ecco, mettetevela, mi raccomando, perché sapete che la diffusione veramente in questo momento è molto molto ampia. Allora torniamo a noi, l'Istituto Zooprofilattico che cosa fa? Allora, l'Istituto Zooprofilattico ovviamente fa moltissime cose, è un ente di sanità pubblica e preminentemente veterinaria, ma non solo, e che in realtà garantisce, fa la sua parte, contribuisce a garantire la salute pubblica. Questo lo fa
garantendo la salute e il benessere degli animali, quindi negli allevamenti, e garantendo la sicurezza alimentare, quindi con tutta quella serie di esami che noi facciamo sugli alimenti, sugli animali in vita, sugli animali al macello, eccetera, eccetera. Quello che spesso sfugge alle persone comuni è che se noi possiamo mangiare qualcosa di sano dentro al nostro piatto, sano inteso come non capace di trasmetterci malattie, lo dobbiamo in gran parte ai veterinari. Quindi ai veterinari che sono sul campo, la rete dei veterinari pubblici e privati che sono sul campo, e i veterinari che poi fanno tutti gli esami nei vari laboratori. Ecco, all'Istituto Zooprofilattico si fanno tutti gli esami che il Ministero ha reso obbligatorio per garantire la salute animale: brucellosi, tubercolosi, leucosi, ma anche gli ormoni, tutti gli esami chimici. Pensate a che massa di esami che vengono effettuati per la nostra salute. Noi viaggiamo intorno a 1,7 milioni, 2 milioni di esami all'anno, e tutta una serie di ricerca di patogeni che garantiscono che quello che arriva sul nostro piatto sia sano. Ecco, noi forse, anzi, molti di voi ricorderanno l'attività dello zooprofilattico per l'encefalopatia spongiforme, ecco, se ricordate, tanti anni fa, e poi dopo per la viaria, e poi adesso ancora per queste cose, che sono cose più evidenti, per cui anche perché il centro di Padova, qui di Legnaro, è centro di referenza nazionale per... Allora, noi abbiamo 7 centri di referenza, ad esempio per la rabbia, la salmonellosi, l'apicoltura, che fra l'altro interessa anche l'agricoltura, per le malattie dei pesci, molluschi e crostacei. Abbiamo quello per gli interventi assistiti sugli animali, quindi la pet therapy, quella già citata dell'influenza aviaria, e ultimo, ma non ultimo per importanza, questo centro che si chiama per la ricerca delle malattie infettive nell'interfaccia uomo-animale, che sembra una cosa un po' strana, ma in realtà è in linea con quello che noi facciamo oggi per il Covid, cioè andiamo a esplorare dove potrebbe essere l'origine di questo virus. Ma adesso stiamo parlando del servizio pubblico, e quindi ci sono dei controlli che vengono fatti proprio periodicamente, inseriti in piani di sorveglianza, quindi c'è una sorveglianza continua per il controllo di queste malattie. Si fanno prelievi di sangue, prelievi di altre matrici organiche, si fanno prelievi al macello, si fanno prelievi anche sugli alimenti una volta che sono negli scaffali dei supermercati, e durante tutta questa filiera noi facciamo degli esami per ricercare agenti patogeni, per mettere in evidenza una risposta anticorpale, oppure cerchiamo degli agenti chimici che non sono permessi per legge di essere presenti nei nostri alimenti. I nostri esami poi danno luogo a tutta una serie di azioni che poi il servizio veterinario è chiamato a fare in campo, e quindi può succedere che in seguito a una positività alcuni alimenti vengano sequestrati, può succedere che debbano essere messi in atto atti terapeutici o vaccinali, fino ad arrivare anche a volte all'abbattimento di tutto un allevamento per contenere la diffusione, ad esempio, di un virus come quello dell'influenza aviaria. In questo momento stiamo controllando moltissimo gli animali selvatici, che, non ricordiamoci, è un altro ambiente dal quale poi i patogeni possono passare dall'ambiente selvatico a quello domestico e infine all'uomo. Certo, poi peraltro siamo in inverno e normalmente, per esempio, le aviarie in questo periodo arrivano e sono molto molto pericolose. Però infatti, sfortunatamente dobbiamo non chiudere, ma comunque dobbiamo cercare di andare verso la conclusione. Allora, lei ci ha detto una cosa, che siete anche centro riferente per la rabbia, quindi parliamo appunto di animali, diciamo, da compagnia, in questo caso i cani in particolare, e la pet therapy. Sulla pet therapy invece noi siamo centro di referenza, e quindi garantiamo che l'evento della pet therapy si svolga
nella sicurezza dell'animale e ovviamente della persona che usufruisce, beneficia di questo impatto. E ovviamente noi garantiamo anche che questi animali, tutti i protocolli affinché questi animali siano il più in salute possibile, quindi un'attenzione particolare al rapporto, alla relazione uomo-animale. Ecco, allora questo ci dà appunto la possibilità di ritornare sul Covid, ma soprattutto di fare un ragionamento che è molto interessante di questa vostra referenza sull'interazione uomo-animale, perché per esempio la pet therapy è forte interazione tra uomo e animale. Voi sapete, cari amici, che ormai sul globo terrestre noi siamo in quasi 8 miliardi e c'è un aumento esponenziale della popolazione mondiale, e questo aiuta sfortunatamente l'interazione uomo-animale anche tra i selvatici e gli animali. Questa pare essere una delle teorie che porta poi ai salti di specie per quanto riguarda i virus con queste cause. Ecco, voi questo lo state studiando allora da tempo? Da tempo, noi abbiamo questo centro di referenza dal 2008 e allora chi lo chiese, chi è il Ministero che ce lo concesse, mostrarono effettivamente una lungimiranza nel capire che in futuro non si sarebbe più potuto approcciare una malattia da un punto di vista univoco, una malattia dell'animale, una malattia che passa dall'uomo o dall'animale all'uomo, non può essere usata o studiata solamente nell'animale o solamente nell'uomo o solamente nell'ambiente. O c'è un approccio integrato e multidisciplinare oppure difficilmente si hanno dei risultati. Infatti questo centro di referenza andrebbe corretto proprio interfaccia uomo, animale, ambiente. Qui rientriamo in quel concetto proprio di salute unica che fa sì che noi consideriamo l'uomo, gli animali e gli agenti patogeni tutti facenti parte di uno stesso ecosistema. E quindi non si possono più, sì è vero che adesso siamo altamente specializzati, ma proprio perché noi siamo molto specializzati, arrivando a studiare fino ai minimi particolari, magari un virus o un altro agente patogeno, dobbiamo diventare assolutamente multidisciplinari, altrimenti ci perdiamo il quadro completo della situazione e non troviamo neanche il modo per combatterle queste malattie, che se combattute solo da un aspetto in realtà poi rimangono fra di noi. E ci troviamo nelle situazioni di crisi in cui ci troviamo ora. Esattamente, certo. Se lei fa caso a ognuna di queste crisi che abbiamo avuto, la SARS, la MERS, la possibile pandemia di influenza aviaria nel passato, eccetera, tutti poi hanno pubblicato cosa abbiamo imparato da questa pandemia, eccetera. In realtà sembra che non impariamo mai niente, e quello che c'è da imparare è che noi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione proprio nell'interfaccia fra l'uomo, l'animale e l'ambiente. L'interfaccia non è un interstizio, è un ambiente molto grande, per lo più inesplorato, in cui ci stanno ad esempio gli ospiti dei virus che poi saltano all'uomo. In questo caso potrebbero essere i pipistrelli, così come o altri animali selvatici. C'è tutto un mondo da esplorare, e quindi la sorveglianza è uno dei meccanismi diciamo primari per cominciare a ragionare su come combattere queste malattie. Volevo solo concludere dicendo che abbiamo come istituto zooprofilattico anche partecipiamo a un bellissimo progetto che vede coinvolti tutti gli zooprofilattici d'Italia, che sono 10, in cui abbiamo proprio questo scopo: sorveglianza negli animali domestici e selvatici e anche negli animali da compagnia, proprio per cercare di individuare quali sono gli animali o quei gruppi di animali che potrebbero essere causa di spillover, cioè di passaggio di un patogeno dall'animale all'uomo. E attenzione che succede anche il contrario. Certo. Bene, grazie allora a Gioia Capelli, alla dottoressa Gioia Capelli, direttore del sanitario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie qui a Legnaro. Mimmo Vita vi saluta, l'appuntamento con le pillole e con Radio Veneto Agricoltura è a domani. Arrivederci a tutti e grazie, e ancora buon anno. Arrivederci, grazie a voi.